Alessandra Moretti, il sorriso del centrosinistra colpisce ancora. Con aplomb accoglie il successo della Lega in Emilia-Romagna, dove il Carroccio ha doppiato Forza Italia scavalcando il consenso del 20%. Ma l'esame politico della favorita del PD è netto. In Veneto c'è l'effetto boomerang. Sì, perché qui a nord-est la Lega ha governato e adesso rischia di essere travolta da quegli stessi voti di protesta che invece ha cavalcato in Emilia. Io non darei giudizi affrettati, anche perché la Lega in Emilia-Romagna non governa, mentre qui in Veneto governa da 25 anni e quindi sono convinta che sarà il Partito Democratico a segnare una forte discontinuità rispetto al passato. Intanto la clessidra si sta svuotando lentamente, è iniziata l'ultima settimana, domenica andranno di scena le prime primarie regionali della storia. Il 30 novembre il centrosinistra avrà il suo candidato, l'alfiere che il 17 maggio del 2015 sfiderà il governatore uscente Luca Zaia. La macchina elettorale del PD è pronta a mettersi in moto, 563 seggi e oltre 2000 volontari per un totale di 700 urne e 75.000 schede. C'è uno slogan: il Veneto lo cambi tu. E ci sono le primarie delle idee. Insieme alle schede verrà distribuito un questionario in 6 comode domande. Chiediamo ai veneti il loro pensiero sul futuro della regione. Insomma, la partita è pronta. Adesso toccherà ai 3 candidati fare gol. Nella settimana della verità Alessandra Moretti, Simonetta Rubinato e Antonino Pipitone si giocano il tutto per tutto. Scintille tra le 2 lady del Partito Democratico che incrociano le lame. Sicuramente un duello tra i 3 moschettieri del centro-sinistra andrà di scena alla Fornace Carotta di Padova venerdì 28 novembre. Resta il dubbio sul confronto televisivo di giovedì su X News con Simonetta Rubinato che accusa Alessandra Moretti di sfuggire. Ma lei, il sorriso del PD, è sempre più smagliante. Moretti, lei perché sfugge al confronto televisivo? No, io non sfuggo a nessun tipo di confronto. Il primo confronto che io devo avere innanzitutto è con i cittadini veneti, con il popolo delle primarie al quale mi rivolgo perché sia numeroso il 30 di novembre, e non sfuggo neanche ai confronti con i miei competitor, anzi certe volte mi dicono addirittura che io sono sovraesposta, e cioè che frequento, no, le televisioni e quindi sono abituata a confrontarmi con tutti come un politico deve saper fare. Ripeto, ecco, che stavolta mi si dica il contrario, francamente trovo che sia una battuta, ma che non è che mi preoccupa più di tanto, mi preoccupa il modo con cui viene sempre attaccato il partito, che non fa bene.